E torniamo ancora una volta alla Borsa Internazionale del Turismo qui a Milano. Siamo all'interno dello stand della Regione Veneto. Perché? Per parlarvi di itinerari religiosi. Infatti il Veneto è tra i protagonisti proprio in quest'anno dedicato alla fede di questi itinerari. Noi ne parliamo insieme a Monsignor Liberio Andreatta, a cui diamo il benvenuto, che è vicepresidente dell'Opera Romana Pellegrinaggi. Dunque il Veneto, Monsignore, protagonista di 4, se non sbaglio, itinerari regionali dedicati a questo. Sì, il Veneto per sua natura, nel suo DNA, è legato veramente per la sua storia, la sua cultura, le bellezze dell'arte e della natura a dei percorsi della fede. È impossibile poter visitare il Veneto e non incontrare il Dio attraverso i monasteri, attraverso le cattedrali, attraverso quei percorsi di fede. Basti pensare alla Madonna di Monteberico, Sant'Antonio da Padova, basti pensare San Marco a Venezia. Comunque ogni provincia, ma soprattutto ogni paese ha un santuario, ha uno spazio di spiritualità. Per cui noi abbiamo voluto studiare 4 percorsi che possono dare l'opportunità a tutti i turisti, i pellegrini che arrivano nel Veneto, a vivere anche camminando l'esperienza dell'incontro con se stessi, con gli altri e con Dio. Infatti il pellegrinaggio, vogliamo dire agli amici che ci seguono da casa e che magari non l'hanno ancora provato, è un'occasione per sicuramente visitare e conoscere luoghi ma anche genti. Sì, credo che la cosa fondamentale per l'uomo moderno sia quello di fermarsi, di fare una sosta. Noi abbiamo l'umanità oggi schizofrenica, corre dal mattino alla sera e non sanno dove andare, perché corrono, dove vanno. Cioè questa società del benessere dei consumi ha in qualche modo impoverito l'umanità. Quindi c'è una grande nostalgia interiore, un bisogno di ritornare dentro di se stessi per riscoprire quei valori dimenticati, quella spiritualità che dà senso alla vita, ma dà soprattutto una ricchezza nell'incontro con gli altri, con l'esperienza degli altri, perché questo costituisce una forza maggiore che non si è soli in questo cammino. E con le parole di Monsignore Liberio Andreatta concludiamo questa nostra presenza alla BIT di Milano. Restate con noi però perché Verde a Nord-Est continua. Grazie Monsignore.